L'ULSS 4 informa che 3 casi di malaria sono stati registrati nelle ultime 48 ore in Veneto orientale. Il primo ha interessato un quindicenne del Burkina Faso che si è rivolto al pronto soccorso di Portogruaro. Il secondo, a San Donà di Piave, riguarda una persona di origine nigeriana di 33 anni. Entrambi erano rientrati pochi giorni fa dal Burkina Faso, area in cui la malaria è endemica. Il terzo caso è stato registrato in mattinata, ancora una volta al pronto soccorso di San Donà. Si tratta di una persona di 49 anni della Costa d'Avorio, rientrata da un viaggio nel paese d'origine, che già durante il tragitto aveva sviluppato la sintomatologia tipica della malaria. I 3 pazienti sono stati trasferiti in reparti specializzati nella gestione delle malattie infettive. I medici dell'ULSS 4 invitano a non diffondere allarmi ingiustificati. È una cosa che si chiude con il singolo caso, perché l'ha preso nei paesi, nella fattispecie nei paesi dell'Africa centrale o del sud-est asiatico, dove questa patologia è endemica. Qui noi non abbiamo il vettore e quindi non si può trasmettere da persona a persona. È una cosa abbastanza normale, spiega ancora la direttrice sanitaria dell'azienda, che se le persone non usano alcune misure di prevenzione quando si recano in zone dove la malaria è endemica, al rientro possono presentare la sintomatologia. Anche come casistica quest'anno siamo anche più bassi rispetto alla casistica abituale. Noi abbiamo in questo territorio ogni anno 5-6 casi di questo tipo, che ovviamente vengono gestiti dal punto di vista clinico per il problema del singolo paziente, ma che non necessitano di altri interventi perché non sono pericolosi per gli altri.